scomparsa dal pomeriggio di ieri ed erano scattate le ricerche. Stamane il tragico esito: trovata morta una quindicenne di Sappada, il corpo rinvenuto nei pressi di un ponte alle porte di Pieve di Cadore. Fabrizio Pozzobon, l'imprenditore di Castelfranco ed ex leghista, sarebbe stato rapito dai miliziani in Siria perché ritenuto una spia. La svolta arrivata da un'inchiesta di Milano. Candidatura alle politiche del 4 marzo, scontro tra renziani e minoranza nel PD, i nomi dei candidati solo a notte fonda. In Veneto candidato il big ministro Dario Franceschini, fuori Andrea Martella, esponente dell'ala orlandiana. Il sistema giustizia a risorse limitate, serve un cambio di mentalità. Nel 2017 il 45% dei processi in appelli è finito prescritto, l'allarme dall'anno giudiziario. Ieri l'assemblea dei residenti di Cona per discutere del progetto ministeriale di creazione dei prefabbricati dell'hub. Il sindaco invita i cittadini ad andare a Roma con lui. Tragedia sfiorata stamattina a Padova, auto finisce contro una tabaccheria, per miracolo nessun ferito ma danni ingenti. Oggi il giorno della memoria, eventi e celebrazioni per ricordare la Shoah. Ieri al ghetto ebraico di Venezia l'appello: serve più partecipazione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con un tragico rinvenimento, la tragedia che getta nello sconforto, nello shock Sappada. Perché? Perché una quindicenne di Sappada è stata ritrovata, il corpo di una quindicenne di Sappada è stato ritrovato questa mattina dopo una lunga ricerca durata tutta la notte e ripresa appunto stamane. Si tratta di Anna Macchietto, era una quindicenne di Sappada che frequentava l'Istituto per Ottici di Pieve di Cadore. Della scomparsa ieri intorno alle 17 è stata vista l'ultima volta scendere dalla corriera all'altezza di Caralte, poi più nulla. La famiglia angosciata ieri nel tardo pomeriggio aveva chiamato subito, allertato i soccorsi che erano partiti, erano iniziati intorno alle 22 dopo l'allerta dei genitori che avevano atteso invano di rivederla a casa. Nella notte due squadre hanno perlustrato a lungo la zona, anche il sotto nella zona del ponte Cadore, e proprio qui in mattinata è stato ritrovato il corpo della quindicenne. Non si conosce ovviamente ancora le cause del decesso, adesso c'è una indagine aperta, resta appunto il dolore e lo shock per un'intera comunità per quanto accaduto. Maggiori dettagli su questa terribile vicenda ve li forniremo nel corso del nostro telegiornale del Veneto a partire dalle 18:30. E intanto continua il giallo di Fabrizio Pozzobon. Abbiamo raccontato già diversi mesi fa il mistero di questa scomparsa dell'imprenditore di Castelfranco, nonché ex esponente della Lega Nord, un mistero che da ieri ha una svolta precisa, perché da un'inchiesta di Milano che ha portato all'arresto di due egiziani per terrorismo internazionale sarebbe emerso che l'uomo sarebbe stato rapito perché ritenuto una spia. Scomparso nel dicembre del 2016, di lui si erano perse le tracce. Fabrizio Pozzobon, per un periodo militante nelle fila della Lega Nord e imprenditore di Castelfranco Veneto, sarebbe stato rapito dai militanti perché ritenuto una spia. Una notizia emersa durante un'inchiesta di Milano su una famiglia egiziana accusata di terrorismo internazionale. Arrestato il padre residente a Como e ricercato il figlio che si troverebbe in Medio Oriente per combattere. Proprio durante alcune intercettazioni sarebbe emersa questa novità: catturato dai miliziani, sarebbe tenuto prigioniero in un covo sulle montagne. Ma facciamo un passo indietro. Un anno fa Pozzobon lascia il Trevigiano per un lavoro in Turchia, così almeno dice, anche alla famiglia. Poi una foto che lui stesso invia a un amico lo ritrae con alle spalle un palazzo bombardato. Qualcosa non torna. Alcuni mesi dopo la DDA di Venezia e il ROS di Padova accertano un suo tentativo di arruolamento nell'ISIS per combattere in Siria. Poi il silenzio. L'imprenditore scompare nel nulla fino a questi giorni, quando emerge la novità. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Pozzobon sarebbe entrato in Siria, catturato in un villaggio poco lontano dal confine e tenuto nascosto in un luogo montuoso. Il figlio dell'egiziano arrestato sarebbe stato l'interprete durante l'interrogatorio dei miliziani a Pozzobon. Sulla sua sorte ancora non si sa nulla. Allora la politica con l'attesa pubblicazione delle liste del Partito Democratico, che è arrivata come ufficialità soltanto alle 4 di questa mattina, perché
c'è stato uno scontro vero e proprio all'interno del Partito Democratico a livello nazionale e quindi con i suoi riflessi in Veneto tra renziani e minoranza del Partito Democratico, e questo ha portato le sue conseguenze anche nella nostra regione. Vediamo. Una giornata di continui rinvii, una nottata che il segretario nazionale Matteo Renzi ha definito devastante. Se ancora dei nodi dovevano arrivare al pettine all'interno del Partito Democratico, la miccia è stata la scelta delle candidature per Camera e Senato. Direzione nazionale rinviata per tutto il giorno ieri, decisione alle 4 del mattino, fuori nomi eccellenti, dati per certi come il veneziano Andrea Martella, orlandiano, su cui l'ex premier ha messo un pesante veto, aprendo invece le porte a fedelissimi come il segretario regionale Roger Demenec. E dalla notte, definita da più d'uno dei lunghi coltelli, risulterebbe fuori dai collegi veneti lo stesso Renzi, dato per probabile in quello Treviso-Belluno per il Senato, addirittura come capolista prima di Laura Puppato. A rifiutare a notte fonda la corsa all'uninominale per il Senato invece un'altra trevigiana, Simonetta Rubinato. Per un Renzi che in Veneto non dovrebbe correre un Dario Franceschini, attuale ministro dei beni culturali, che invece si candiderebbe a Venezia. Fuori dai listini proporzionali, quelli blindati, anche il sottosegretario per Paolo Baretta, piazzato in un collegio uninominale. A Vicenza confermati gli uscenti Filippo Crimi, Rosanna Filippin, Diego Zardini, a Padova Alessandro Zane e Vanessa Camani insieme all'ex sindaco di Este Giancarlo Piva. Nel centrodestra il presidente dell'UDC Antonio De Poli correrebbe nel blindatissimo collegio uninominale al Senato a Padova, mentre Enrico Zanetti di Noi con l'Italia finirebbe invece fuori regione, candidato solo al proporzionale Flavio Tosi. Quanto ai 5 Stelle si stanno verificando le compatibilità, termine ultimo per le liste lunedì. Ed ora a Venezia per la cerimonia dell'anno giudiziario della Corte d'Appello con lo stato di salute della giustizia, non solo nazionale ma anche nella nostra regione. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Anna Maria Parisi, che sta proprio seguendo la cerimonia, che è in fase conclusiva. Anna Maria, a te. Il sistema giustizia e risorse limitate, serve un cambio di mentalità, così poco fa la Presidente della Corte d'Appello Ines Maria Luisa Marini, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario della Corte d'Appello. Sfide, bisogna mettere a punto delle nuove sfide, ovvero mettere a punto strumenti condivisi per razionalizzare strategie di indagine. A dirlo il nuovo procuratore generale Antonio Mura nel corso del suo intervento, che si è dichiarato d'accordo con la Presidente della Corte. Rendere appetibile la prescrizione è una delle priorità rispetto ai riti alternativi, e adesso i numeri: nel 2017 il 45% dei processi in appello è stato definito dalla prescrizione, distruggendo così i lavori, i costi per gestire i procedimenti. Qui a Palazzo Grimani a Venezia, tra i presenti per la prima volta anche una scolaresca, la seconda B del liceo scientifico Benedetti di Venezia, in occasione del giorno della memoria e dell'80° anniversario dell'emanazione delle leggi razziali. Tra i presenti anche il prefetto Bossi, il procuratore capo Versi, il presidente di regione Luca Zaia, insieme al patriarca Moraglia, al sindaco Brugnaro e ad altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Per il momento è tutto da Venezia, restituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi, restiamo nel veneziano per parlare del caso Cona, non tanto e non solo dell'inchiesta giudiziaria che è in atto, come sappiamo, da giorni, l'inchiesta con i 6 indagati sulla gestione del centro migranti, quanto per quanto riguarda l'assemblea che si è svolta ieri sera a Conetta con i cittadini, un'assemblea voluta dal primo cittadino per discutere del progetto ministeriale di creazione di prefabbricati, di casette all'interno del Lab. Dunque, nonostante l'inchiesta della Guardia di Finanza getti delle ombre sul futuro del Lab e in molti si chiedono se questo non porterà alla chiusura di Conetta, i residenti sono comunque agguerriti, c'è ancora molta rabbia e il sindaco li ha anche invitati ad accompagnarli a Roma martedì per una manifestazione per venire con lui a parlare proprio di questo progetto dei prefabbricati. Allora sentiamo le voci, le parole dell'assemblea di ieri sera a Cona. Vorrei andare a Roma, facciamo una corriera, 2 corriere, 3 corriere. Se dovessero dire chi è responsabile, dico che sono io responsabile. Io dico che sono io responsabile, me ne prendo io la responsabilità, ma voglio che nel pullman ci siano le persone.
Certo che sono d'accordo e sto andando a scrivermi apposta, perché così non si può più fare, non si può rimanere in silenzio, non si può rimanere tatti, basta. Andare a Roma è un motivo per far capire che esistiamo come comunità, come paese, come gente che da 2 anni e mezzo a questa parte ha un disagio che non è da poco, ecco, tutto qua. Diventa essere ugualmente ancora una protesta buona, ma tra virgolette che sia incisiva, per far capire che qua non si può continuare in questa maniera, ecco, tutto qua. Noi che cosa abbiamo? Non abbiamo lavoro, abbiamo i figli, abbiamo tutto da perdere. Noi ci arrestano quando andiamo a protestare, ci arrestano. Perché? Perché hai una casa, perché hai un affitto, hai figli, loro non hanno niente da perdere, si possono alzare alle 5, alle 6 di mattina e andare in piazza a protestare con una panchina. Lo fai tu? Vieni subito preso dai carabinieri o scritto. Ma cosa è che mi ha fermato i lavori? Punto. E ormai è il governo che ha fatto anche qui e avanti. La gente ha paura, si chiude in casa. Perché dobbiamo vivere così? Bisogna mettersi d'accordo anche per prendere una decisione drastica e mettersi in campo, perché se noi altri sempre a semondare. Qui era assente completamente la politica che ci chiede il voto su un problema che è reale e dura da 2 anni e mezzo. La politica governativa ha creato il problema. Mi aspettavo che su questo tema probabilmente qualcuno esponesse un progetto risolutivo, ma probabilmente la complessità del problema poco si addice a una qualsivoglia classe politica che è pigmea rispetto alla grandezza del problema. Ed ora torniamo a parlare dello spiraglio molto concreto per gli azionisti azzerati delle ex popolari dopo la clamorosa decisione del giudice ieri a Roma sull'inchiesta Veneto Banca. Hanno diritto di chiedere il risarcimento dei danni che naturalmente dovranno essere accertati a Intesa San Paolo. È la svolta per gli azionisti azzerati di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che puntano ad un risarcimento per gli investimenti in azioni delle 2 banche. Nell'udienza penale del processo di Veneto Banca a Roma, il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa San Paolo, affermando che il decreto che ha disposto la liquidazione delle 2 banche è sospetto di incostituzionalità e che il contratto di cessione stipulato tra Intesa e la liquidazione di Veneto Banca ha efficacia solo tra le parti e non vale ad escludere la responsabilità di Intesa nei confronti dei terzi danneggiati azionisti di Veneto Banca. Ha sciolto la riserva, invece ha appunto autorizzato a citare come responsabile civile Intesa San Paolo, in quanto appunto ha affermato che il decreto legislativo 99/2017 è sospetto di incostituzionalità. In pratica, secondo il giudice, ad essere a rischio è la par condicio dei creditori, una decisione che rischia di rappresentare un precedente anche per le migliaia di risparmiatori della Popolare di Vicenza. Se la linea del legale trevigiano dovesse tenere anche nei successivi gradi di giudizio, potrebbe dunque aprirsi una nuova fase sul fronte dei risarcimenti. È un paletto importante, senz'altro, la materia è la stessa, noi abbiamo chiesto anche nell'ambito del procedimento popolare di Vicenza di poter essere autorizzati a citare come responsabile civile Banca Intesa, vedremo cosa disporrà il giudice di Vicenza. Diciamo che non è improbabile, anche sulla scorta del provvedimento emesso oggi a Roma, che anche lì saremo appunto autorizzati a chiamare Intesa come responsabile civile. Torniamo alla cronaca adesso con una tragedia della strada consumatasi ieri sera a Vittorio Veneto. A perdere la vita un 68enne. Centrato in pieno dall'auto mentre tornava a casa a piedi. Era appena stato dal medico Livio Tonon, 68enne originario di San Pietro di Feletto ma residente a Longhere di Vittorio Veneto. E ha trovato la morte a poca distanza da casa, travolto da un'auto guidata da una studentessa ventenne di Tarso. Non l'ho visto, ha detto la ragazza sotto shock ai primi soccorritori, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell'anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi dell'incidente e l'ambulanza del SUEM. Nel pomeriggio Tonon era stato accompagnato a una visita medica, poi aveva voluto tornare con l'autobus, percorrendo a piedi l'ultimo tratto verso casa. Il tragico impatto si è verificato quando ormai era a poco più di 100 metri dalla sua abitazione. Una tragedia che scuote ancora una volta la piccola frazione vittoriese, dove negli ultimi 15 anni ci sono stati 10 incidenti mortali.
Sotto accusa, anche dopo le parole della ventenne, la scarsa illuminazione della strada. I funerali del 68enne operaio in pensione saranno fissati nei prossimi giorni. Il pensionato lascia una moglie, da cui era divorziato, e un figlio. A Padova invece stamane una tragedia sfiorata con un'auto che è finita dentro una tabaccheria, letteralmente. Sono stati attimi di stupore e soprattutto di paura quelli vissuti dal titolare dell'edicola cartoleria di via Armistizio a Padova e da un cliente che in quel momento si trovava all'interno del negozio. Un'automobile guidata da un uomo del 39, probabilmente per un'errata manovra, sul posto è intervenuta la polizia municipale, ha sfondato completamente la vetrina entrando quasi nel locale. I danni sono ingenti ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Allora, gli attimi di paura vissuti ieri sera dai clienti di una farmacia a Thiene, perché poco prima della chiusura 3 malviventi hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale. Thiene, paura ieri sera alla farmacia Sandrigo in via Monte Grappa 26. Poco prima della chiusura 3 malviventi con forte accento dell'est Europa, passamontagna in testa a nasconderne il volto, sono entrati all'interno del negozio. Sono minuti convulsi, uno di questi, pistola in pugno, ha intimato ai 2 clienti all'interno di sdraiarsi per terra, si è fatto consegnare l'incasso dell'intera giornata e poi il terzetto è fuggito. La banda si è dileguata a bordo di una Fiat Punto di colore blu, immediatamente è scattato l'allarme sul posto, sono giunti i carabinieri di Sandrigo, l'auto è stata poi ritrovata abbandonata nei campi in zona Maragnole ed è risultata rubata a Cittadella poco prima della rapina stessa. Politica e vaccini, un tema caldo e guardate cosa ha scritto sulla pagina Facebook una candidata del Movimento 5 Stelle alla Camera, ha subito bufera sulle sue dichiarazioni. Siamo nel Vicentino. Genocidio gratuito. Così la candidata capolista alla Camera del Movimento 5 Stelle Sara Cunial da Cismon del Grappa ha commentato un articolo sulla possibilità di fornire l'anno prossimo la copertura vaccinale anti-influenzale gratuita a tutti i bambini. Nell'articolo si parla di una possibilità e non di un piano concreto pensato da Governo e Istituto Nazionale di Sanità, ma questo non placa la candidata del Movimento 5 Stelle che il 6 gennaio scrive: ricorda molto la politica di alcuni anni fa che prevedeva l'eutanasia di massa che doveva portare ad una rigenerazione genetica. In un primo luogo doveva investire neonati e bambini malformati e portatori di gravi handicap fisici e mentali, successivamente gli adulti. La Cunial prosegue. I reali contorni dell'operazione furono mantenuti strettamente riservati e segreti. Con la complicità di medici e personale sanitario, le case di cura vennero riadattate con impianti per inalazioni di gas tossici e forni crematori per smaltire cadaveri ed impedire eventuali ricerche sulle cause della morte da parte delle famiglie dei malati. Anche allora, conclude la Cunial, il servizio fu reso completamente gratuito. Un post che fa venire in mente subito l'Olocausto, il genocidio degli ebrei a opera dei nazisti. Il caso scoppia alla vigilia della giornata della memoria. Noi l'abbiamo contattata, ci conferma di essere candidata, ma non vuole commentare il post. Lei è la candidata alla Camera per i 5 Stelle? Sì. Sì, perché c'è stato segnalato un suo post di qualche giorno fa relativamente a una sua presa di posizione in tema di vaccini, che lo paragona al genocidio. Volevamo capire intanto se era lei l'autrice del post. No comment. Non fa nessun commento, non vuole commentare? No comment. Dopo la nostra telefonata, Sara Cunial ha trasformato in privato il profilo Facebook, rendendo così invisibile il post, ma ci sono gli screenshot. Nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha diffuso in tutta fretta una nota di Di Maio in cui si precisa che il Movimento 5 Stelle è per la massima copertura vaccinale via raccomandazione, non con l'obbligatorietà. Un tentativo di rimediare è arrivato fuori tempo massimo, quando ormai la frittata è stata fatta. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale per parlare della giornata della memoria. Oggi è il 27 gennaio, tanti gli eventi che continuano in questi giorni per ricordare la Shoah e che continuano anche nei prossimi giorni. Ieri è arrivato durante la cerimonia al ghetto ebraico di Venezia anche, oltre a una toccante cerimonia, l'appello di vedere più partecipazione a queste cerimonie.
Qui abitava Leone Dina, nato nel 1942, arrestato il 5 dicembre 1943, deportato ad Auschwitz, assassinato il 26 febbraio 1944. Qui abitava Gisella Campos, nata nel 1873, arrestata il 9 settembre 1944, deportata ad Auschwitz, assassinata. Diverse le scolaresche in quello che fu il primo ghetto d'Europa. Con le autorità civili e religiose anche i ragazzi della terza F della Coletti di Treviso raccontano le pietre d'inciampo, targhe commemorative di quanti furono deportati nei lager nazisti, da dove non fecero ritorno. Cannareggio, 1150. Qui abitava Riccardo Brandes, nato nel 1917, arrestato il 27 luglio 1944, deportato ad Auschwitz, assassinato. Il racconto per ricordare un'altra data storica, 27 gennaio 1945, giorno in cui viene liberato il maledetto campo di Auschwitz. Le pietre d'inciampo nascono e si inseriscono in un qualunque ambiente urbano e ne diventano parte integrante. Memoria che deve scorrere lungo l'elaborazione del ricordo stesso. Perché noi dobbiamo ricordare, certo purtroppo quello che hanno fatto a noi, ma quello che è stato fatto alla società, perché le leggi razziali hanno spaccato la società italiana, hanno reso peggiori gli italiani. Educare i ragazzi anche contro le sponde di deriva nazista di certi adulti. E attraverso l'antisemitismo che si è addirittura verificato negli stadi. Il fatto che è stata l'immagine di Anna Frank è stata veramente deturpata nel corso di una manifestazione sportiva, bene, queste cose qua ci devono dire che dobbiamo lavorare soprattutto nel campo dell'educazione. Nella breve ma toccante cerimonia dedicata alle vittime della Shoah, davanti al monumento L'ultimo treno, l'appello della regione, mai più un ghetto semideserto quale quello odierno. Per il prossimo anno daremo una mano ad organizzare un avvenimento più pubblico. Non è una semplice celebrazione per le istituzioni, questo è un appello che faccio ai cittadini, non come colpa, ma potremmo magari il prossimo anno pensare nell'organizzarla anche in maniera magari più visibile, fare in modo che questa piazza sia piena e sia un momento di ricordo e di preghiera. Siamo all'economia con il rilancio della Benetton, confermato ieri da Luciano Benetton, nuovi manager cresciuti all'interno dell'azienda, ma anche spazio alle idee con il rinnovo di Fabbrica come centro creativo del gruppo. Stavo meglio prima che non avevo sti problemi, però fa parte del gioco. E poi l'azienda ha anche il mio nome, per cui... Commenta così Luciano Benetton il suo ritorno alla guida della storica azienda di Ponzano. Un avvicinamento con tempi lunghi, nella speranza di ottenere il prima possibile risultati concreti. Stiamo lavorando e bisognerà aspettare un anno. Ritorneremo al livello che ci spetta, che auspichiamo, che meritiamo, e diciamo che la pausa di riflessione che abbiamo fatto con i manager è finita, cioè praticamente ritorno io come rappresentante della famiglia assieme a dei bravi manager. Una rivoluzione che ha coinvolto anche Fabbrica, che tornerà ad essere il centro creativo del gruppo. La presentazione oggi pomeriggio di quello che sarà un vero e proprio circo, dove ci sarà spazio per nuove idee e innovazioni. Questo posto si chiama Fabbrica, in più si chiama Fabbrica Circo, avete sentito questo parola, il circo Fabbrica, 7 su 7 per 24 per 52 settimane. Cioè questo è quello che noi immaginiamo, di avere un posto sempre attivo. Un ritorno, quello del fotografo, voluto fortemente da Benetton e descritto così da Toscani. Quando racconto di qualcosa a Luciano Benetton, ti guarda, e quando comincio a sentire qualcosa che è giusto, gli vengono gli occhi, avete vedete i gufi? Gli vengono come gli occhiali, no? Così? Non dice mai è bello, è buono, è bravo, è perfetto, lui è un marziano. Sport e cinema, ma anche solidarietà. La squadra di calcio dei giornalisti trevigiani è volata in Marocco per partecipare al Festival del Cinema di Agadir.
Una delegazione di giornalisti di TV Pressing è volata in Marocco per partecipare al Festival del Cinema di Agadir. Tema di questa edizione, l'immigrazione. Presente alla cerimonia l'esponente della comunità marocchina in Veneto che ormai vive da anni a Treviso. Questo è uno degli eventi più importanti in Marocco, che è il Festival del Cinema e Immigrazione. È un festival internazionale che ha fatto 14 edizioni. Occasione per la delegazione di visitare Marrakech e Agadir e poter conoscere la cultura e la realtà di questo paese. Durante la serata è stato anche premiato un giovane che si è maggiormente distinto per la creatività. Una bella organizzazione di questo festival di Agadir, tanta gente entusiasta, e vuol dire che contrariamente a quello che pensiamo il cinema non è una cosa privata di noi europei, ma evidentemente ha conquistato molte piazze anche fuori dall'Europa. Tutti i film che hanno partecipato al festival ovviamente parlavano di immigrazione, in gara anche un film italiano. TV Pressing è la seconda volta che visita il Marocco, segno della vicinanza con questo paese. Durante questi giorni la squadra formata da giornalisti ha disputato anche una partita amichevole contro una delegazione di calciatori attori del festival. Durante il viaggio è nata anche l'idea di organizzare durante la Kermesse Suoni di Marca un evento destinato a raccogliere fondi per le ragazze marocchine che sono state vittime di violenza nella loro patria. È tutto per questa prima edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con qualche nebbia sulle pianure. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 27 gennaio. Sul Veneto giornata all'insegna del tempo stabile, sarà anche piuttosto soleggiato con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili soltanto locali addensamenti ma senza altri fenomeni degni di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori minimi tra 2 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata un po' grigia sulla nostra regione, locali foschie mattutine su Goriziano e Triestino, ma migliora presto. Cielo parzialmente nuvoloso sui restanti settori, ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, minime tra 4 e 10 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bella giornata all'insegna del tempo asciutto e stabile anche sulla nostra regione, dove sarà piuttosto soleggiato, possibili soltanto locali foschie sulle vallate dell'Alto Adige, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature massime tra 5 e 10 gradi, minime tra 1 e 3 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.